Questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale, ma partiamo dai titoli. Le elezioni provinciali di Cosenza riconfermano il primato al centro-sinistra, buona performance di Forza Italia nell'area urbana. Nell'incontro di oggi con il movimento, la prefettura prospetta l'immobile di Colle Mussano, ma i prendo casa non ci stanno, la protesta va avanti. L'ospedale di Paola apre le nuove sale operatorie, le nostre telecamere nel nosocomio della città del Santo. Avviso di garanzia per 13 impiegati dell'ospedale di Locri e indagini dopo la denuncia del sindaco su Facebook. Sequestrati beni per 1,5 milioni di euro ad un dirigente di Calabria Verde che svolgeva la libera professione incompatibile con il suo ruolo. Domani è già campionato per il Cosenza e il Crotone. I silani ospitano il Carpi alle 21 al San Vito Marulla. Alessio Scida e di scena il Palermo. In Serie C vincono Catanzaro e Rende, pari della Vibonese. Delude la Regina penalizzata di 6 punti. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale dalla redazione di Teleeuropa Network. In apertura lo avete visto dai titoli, parliamo di politica perché c'è stata un'alta affluenza alle urne per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza. 8 i seggi per il centro-sinistra, mentre 4 vanno a Forza Italia. Il commissario del Partito Democratico commenta: compatti, si vince. La coordinatrice degli azzurri invece parla di trend positivo. Soddisfatto anche del risultato il presidente dell'ente Franco Iacucci. Ma vediamo i nostri servizi. Ha votato l'82,57% degli aventi diritto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza, 5 i seggi per il PD con la lista Provincia Democratica, eletti Graziano Di Natale, Ermanno Cennamo, Ferdinando Nociti, Francesco Gervasi, Felice D'Alessandro. Per la seconda lista di centrosinistra, Insieme per la provincia, gli eletti sono Gennaro Licursi, Sergio Salvati, Pino Falbo. 4 i seggi conquistati da Forza Italia con la lista Cosenza Azzurra, eletti Eugenio Aceto, Fabio Falcone, Giuseppe Sacco, Carmine Loprete. Per la lista Nuova Provincia, eletti Mario Bartucci e Ugo Gravina. Un seggio per la lista Noi con la provincia, eletto Carmelo Rota. Un seggio per la lista Italia del Meridione, eletto Gianfranco Ramundo. A guidare l'ente intermedio più grande della Calabria, come previsto dalla legge del Rio, resta l'attuale presidente in carica Franco Iacucci. Il centrosinistra compatto vince. Il commento del commissario del Partito Democratico calabrese Stefano Graziano: il risultato dimostra, ha aggiunto, che la buona amministrazione paga sempre. Enormemente soddisfatti le parole della coordinatrice regionale di Forza Italia Iole Santelli, che sottolinea il partito è in crescita e il trend rassicurante. Se si guarda la tendenza che purtroppo secondo me c'è in Italia, dove il centro-sinistra, anche se c'è un recupero, diciamo così, sia in Abruzzo che anche in Sardegna, della forza del centro-sinistra, ma insomma abbiamo grandi difficoltà in questo momento nelle varie competizioni elettorali. Cosenza è controtendenza. Noi riconfermiamo la nostra forza e io sono contento per 2 motivi. La prima cosa che voglio sottolineare è la forte affluenza alle urne. Abbiamo sfiorato quasi l'83% in una giornata dove il tempo era inclemente, quindi ci sono stati territori che hanno avuto difficoltà a raggiungere Cosenza per votare, e questo secondo me è anche il risultato di questi 2 anni di impegno che abbiamo messo, facendo diventare la provincia la casa dei comuni, avvicinando i territori all'istituzione provincia, che con grande difficoltà, anche in riferimento alle poche risorse che abbiamo, ha avuto la capacità di stare vicino ai sindaci, di stare vicino ai territori e alle istituzioni locali. Quindi lei avrà un'ampia maggioranza adesso in Consiglio? Noi riconfermiamo un'ampia maggioranza, partendo dal risultato importante e positivo del Partito Democratico e dell'altra lista che era alleata del Partito Democratico, e poi della maggioranza che anche in questi 2 anni ha, diciamo così, lavorato insieme al Partito Democratico nella provincia di Cosenza.
Chiudiamo questa pagina politica con la nostra rubrica proprio dedicata alla pagina politica. Il governo giallo-verde incassa un'altra battuta d'arresto pesante che arriva dalla Sardegna. È più di un segnale d'allarme. Le elezioni provinciali di Cosenza si risolvono come previsto, vittoria al centro-sinistra. Molte liste erano collegate al presidente Iacucci, anche se Forza Italia mostra segnali molto confortanti, specie nell'area urbana. Ma questa competizione fa testo fino a un certo punto. Sono comunque segnali in vista delle amministrative e delle regionali. A proposito di quest'ultime, è tutt'altro che tranquilla la situazione all'interno del gruppo di maggioranza. Il malumore cresce e Oliverio non sembra, almeno per il momento, avere gli strumenti politici per arginare la fronda dei malpancisti. Anche a Catanzaro spira forte il vento delle regionali. Il sindaco Abramo continua a sperare di essere lui il candidato alla presidenza, ma il suo nome non trova consensi, nemmeno tra i concittadini più attrezzati politicamente, come il consigliere regionale Mimmo Tallini, il quale già da tempo ha scelto di sostenere Mario Chiuto. A Vibo si lavora per le comunali in un clima da tutti contro tutti. Il gioco è tutto intorno al PD, che non riesce a ricompattarsi, e il centrodestra è pronto ad accaparrarsi più quotati esponenti dei Democrat per rendere le proprie liste più competitive. Intanto la Calabria fa i conti con i danni del maltempo, che ancora una volta purtroppo sono ingenti. Cambiamo argomento, parliamo dell'incontro che si è tenuto oggi in prefettura con il movimento che prospetta l'immobile di Colle Mussano. Questa è la decisione del prefetto, ma i prendo casa non ci stanno e dicono la protesta andrà avanti. Questa mattina in prefettura a Cosenza l'incontro con una delegazione del comitato Prendo Casa. Si cerca una soluzione per le famiglie che attualmente occupano l'ex hotel centrale e l'immobile di via Savoia. A breve le strutture saranno sgomberate e così si cercano soluzioni per dare un tetto sulla testa alle oltre 30 famiglie interessate. C'è da parte delle istituzioni la volontà di rispondere al problema abitativo vissuto da centinaia di persone, ma le soluzioni prospettate non convincono i Prendo Casa. Le soluzioni che vengono prospettate sono per noi irricevibili. Per capirci, la struttura di Colle Mussano, la futura casa per tossicodipendenti, per noi quella non è una soluzione. Qua ci sono famiglie che vivono in città, che hanno tutta una serie di esigenze, che lavorano nelle nostre case e che non possiamo, secondo noi, produrre questo meccanismo di deportazione. Noi non ci stiamo, naturalmente non molleremo. Produrremo in questi giorni una serie di iniziative di manifestazioni, perché pensiamo che ancora siamo in tempo per evitare che Cosenza si ritrovi a vivere dei momenti di tensione che secondo noi possono essere tranquillamente risolti con delle politiche strutturali, perché la casa è un problema che c'è da tanti anni in questa città, ma ci sono anche tante case vuote. Cambiamo ancora argomento, parliamo di sanità, di buona sanità, perché sono state da oggi aperte le sale operatorie dell'ospedale di Paola. Dopo un mese e mezzo di lavori completato il restyling che consentirà di lavorare a pieno regime. Resta però il problema della carenza di organico. Pronte, anzi operative, il primo intervento è già stato effettuato questa mattina nella nuova sala operatoria di ortopedia dell'ospedale San Francesco di Paola, nella città del Tirreno cosentino. C'è entusiasmo tra il personale del blocco operatorio perché dopo i mesi di fermo si torna a lavorare a pieno regime. Finora era possibile farlo solo a mesi alterni in stretta collaborazione con Cetraro. Questo però dovrebbe essere superato con l'ammodernamento delle sale operatorie e pertanto è un primo passo per cercare di applicare quel DCA 64 del 2016 che individua Paola come centro di chirurgia. Pertanto penso che le urgenze e emergenze continueranno ad essere effettuate esclusivamente su Paola, anche soprattutto per cercare di ribadire il concetto che in mancanza di personale è inutile andare a disperdere risorse in rivoli e rivoletti, quando sarebbe opportuno concentrare tutto su un unico presidio, così come è stabilito dal DCA 64. Un mese e mezzo circa la durata dei lavori per la ristrutturazione delle due sale operatorie
ortopedica e chirurgica site al quinto piano del nosocomio. In particolare gli interventi eseguiti dopo le criticità individuate dai NAS hanno riguardato l'impianto elettrico, la pavimentazione e le soffittature. Un sospiro di sollievo per i pazienti, specialmente quelli in lista d'attesa. Il lavoro non manca, ma in pianta organica si è al completo. Per quanto riguarda l'ortopedia, attualmente siamo deficitari di almeno altri 3-4 medici. La chirurgia è stato effettuato una selezione, ora con l'arrivo del nuovo commissario che approverà questa graduatoria che abbiamo fatto, il personale dovrebbe essere integrato di 2-3 unità. Quindi anche la chirurgia penso che si può mettere al passo per concentrarsi ad effettuare quello che viene richiesto come dipartimento chirurgico. A Catanzaro adesso sempre per parlare di sanità, perché c'è stata proprio la sanità integrata fra Mater Domini e Pugliese Ciaccio. Vediamo cosa è emerso dall'incontro che si è svolto proprio questa mattina. Come si realizzerà l'integrazione tra il Mater Domini e il Pugliese di Catanzaro? Quali saranno i tempi? Il futuro della sanità cittadina si scriverà in queste settimane. Il Consiglio Comunale di Catanzaro auspica un confronto costante con i protagonisti istituzionali dell'integrazione e va in questa direzione l'incontro con i consiglieri regionali. L'integrazione, se mai dovesse avvenire, e ci saranno dei cenni perché nel concreto poi le cose sono molto alle lunghe, la burocrazia è quella che è, mi auguro comunque che questi soldi vengono investiti in un'integrazione che riguarderà una casa della salute e non un doppio ospedale pugliese, togliendo a Catanzaro nell'area centrale un ospedale che, come sappiamo tutti, è il polmone della città, quindi togliendo questo ospedale verrebbe meno quello che è anche l'economia di un'intera città. Ma a che punto è l'iter per l'integrazione degli ospedali di Catanzaro? Abbiamo accelerato ogni procedura in commissione e siamo pronti per far approdare il testo in aula, speriamo già ai primi di marzo. Poi sarà l'Assemblea valutare la decisione finale, però io credo che non ci siano alternative e soprattutto che non ci siano dubbi, almeno per quanto riguarda la maggioranza consiliare. Possibilità di accorpare, razionalizzare i costi, migliorare l'efficienza del sistema, potenziare quelle che sono le capacità finora espresse dall'ospedale pugliese, integrandosi con il Policlinico Mater Domini, cioè sarebbe uno dei policlinici più grandi d'Italia, sicuramente uno dei più grandi del Meridione, a tutto vantaggio della popolazione calabrese. Adesso la cronaca con una notizia che arriva da Reggio Calabria, dove il questore Regino Raffaele Grassi ha emesso un provvedimento di Daspo per 5 anni nei confronti dell'allenatore della squadra di calcio ASD Athletic Roccella, responsabile di aver colpito con un pugno l'arbitro dell'incontro che vedeva impegnata la sua squadra proprio nel derby con la SD Real Cittanova. Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di 2 giocatori della stessa formazione, accusati anche loro di aver aggredito l'arbitro nel corso dell'incontro. L'arbitro, a causa dell'aggressione subita e dell'invasione di campo da parte dei tifosi del Roccella, è stato costretto a sospendere la partita, facendosi poi medicare nel pronto soccorso dell'ospedale di Polistena. Lo stesso questore Grassi ha emesso un altro provvedimento di Daspo nei confronti di un addetto dello stadio Monreale Proto di Cittanova, responsabile invece questa volta di aver aggredito durante l'incontro di calcio tra la SD cittanovese e la SD Troina Calcio un giocatore della squadra ospite. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Svolgeva attività libero professionale incompatibile con l'incarico di dirigente dell'Afro. Oggi Calabria Verde, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro a un manager in servizio presso l'azienda in-house della regione Calabria. Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Catanzaro su disposizione della Procura regionale della Corte dei Conti. Sequestrati immobili, crediti, conti correnti e attività finanziarie. 13 avvisi di garanzia per assenteismo notificati dai carabinieri ai dipendenti del comune di Locri a far scattare l'inchiesta alle denunce del sindaco Giovanni Calabrese su Facebook, l'inchiesta condotta dai militari dell'Arma.
dovrà rispondere di truffa e falso. Sospesa dal lavoro una collaboratrice scolastica a Catanzaro. La donna, 53 anni, avrebbe presentato certificati medici falsi, assentandosi dal lavoro per circa un anno. Il provvedimento emesso dal Tribunale del capoluogo calabrese. I carabinieri della compagnia di Corigliano Rossano hanno notificato ad un 52enne di Cosenza un provvedimento di divieto d'avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna, dai colleghi di lavoro e dall'attuale fidanzato della donna. L'uomo per mesi avrebbe perseguitato l'ex compagna, addebitandole la responsabilità di aver interrotto la loro relazione, arrivando al punto di minacciare di morte i colleghi di lavoro della donna e l'attuale fidanzato. Ancora cronaca che arriva da Reggio, dove i carabinieri del comando provinciale reggino hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo e confisca di beni mobili e immobili, imprese e prodotti finanziari per un valore di 750.000 euro. Il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria su richiesta della Procura Generale riguarda Giuseppe Raso di 78 anni, la moglie Maria Filippone, i figli Antonio di 31 detenuto e Rocco di 32, anche Francesco di 27, tutti con precedenti. I beni consistono in una impresa di allevamento bovini, oltre 100 capi di bestiame, un terreno, 2 fabbricati e svariati rapporti bancari, titoli obbligazionari e polizze assicurative, tutte localizzate ad Antonimina, Cittanova, Locri e Siderno. E ora nel Vibonese, dove si è insediato il Tribunale Ecclesiastico per la causa di beatificazione di Natuzza Evolo. Emanato l'editto con il quale il vescovo Luigi Renzo ha annunciato l'apertura della causa di beatificazione della mistica Natuzza Evolo, un documento atteso che segue di qualche mese l'annuncio del via libera della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'altro passaggio importante era l'insediamento del Tribunale Ecclesiastico che dovrà seguire la causa di beatificazione di Mamma Natuzza. Dell'organismo sono entrati a fare parte il parroco di Nicotera Don Francesco Verdè in qualità di giudice delegato, Don Saverio Di Bella come promotore di giustizia, Don Francesco Sicheri come notaio e Francesco Reda come notaio aggiunto. Il postulatore è Don Enzio Gabrieli del clero dell'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano, attuale parroco mendicino della chiesa di San Nicola di Bari, vicario foraneo, direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e della settimanale Parole di Vita. Don Enzio Gabrieli, forte della sua esperienza che lo ha già visto postulatore anche delle cause che riguardano la beata Elena Aiello, Gioacchino da Fiore e Arcangela Filippelli, ha quindi spiegato cosa accadrà da questo momento. Il 6 aprile si insedierà pubblicamente il Tribunale, ci sarà la cosiddetta prima sessione di questa inchiesta diocesana e poi che durerà qualche anno, quindi non bisogna avere fretta perché le cose vanno fatte ponderate. Santo subito può essere tante volte uno slogan, sicuramente può essere il desiderio di tanti che l'hanno conosciuta, ma la Chiesa deve ponderare tutto perché si può perdere anche la ricchezza per andare troppo di fretta, della testimonianza, delle cose belle. Quindi ci saranno una serie di sessioni nelle quali saranno interrogati dei testimoni, saranno presentati documenti, saranno acquisite le biografie, tutto ciò che concorre a dare un quadro completo, preciso sulla figura del servo di Dio, della serva di Dio in questione, per poi trasferire tutta la documentazione a Roma nella fase cosiddetta romana e poi sarà la congregazione dei santi a dire è pronta per la venerabilità. Ed ora ci spostiamo a Castrovilla, ricambiamo decisamente argomento, dove è stata incoronata la madrina della 61esima edizione del Carnevale del Pollino. Prima classificata. Greta Rago, 17 anni, di Terranova da Sibari, è la madrina della 61esima edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, in programma nella città del Pollino fino a martedì 5 marzo. Sono soprattutto emozionata, mi viene quasi da piangere, non credevo che potesse essere reale. E nulla, spero di ricoprire al meglio questa carica e di divertirmi soprattutto, essere me stessa.
La 17enne, studentessa della quarta B del liceo scientifico Mattei della città del Pollino, è stata eletta ieri sera durante la serata dell'atteso concorso presentato da Carlo Catucci, Marco Graziadio, con la partecipazione di Natascia Fato, Miss Mamma Italiana 2018, e l'uscente madrina Giada Sartori. Ad incoronare la neomadrina del Carnevale il presidente della Proloco Eugenio Iannelli e il direttore artistico Gerardo Bonifati. Siamo contenti, felicissimi, che è bella, è simpaticissima, è molto preparata, sappiamo che va bene anche a scuola, quindi siamo felici di tutto questo. Rappresenterà bene, al meglio, il nostro Carnevale che è giunto alla 61esima edizione e pertanto lei ci accompagnerà fino al prossimo anno, che è quando andremo a preparare la 62esima edizione. Alla bella Greta Rago andrà anche una borsa di studio di 500 euro e da oggi parteciperà a tutti gli eventi della manifestazione carnascialesca. 10 le aspiranti madrine che hanno preso parte all'evento, provenienti non solo da Castrovillari ma anche dai paesi limitrofi. Ora il primo impegno della neoeletta madrina Greta Rago sarà quello di aprire il corteo di Re Carnevale, in programma giovedì 28 febbraio alle 18:30 nella centralissima piazza Municipio, allorquando si darà inizio ufficialmente ai festeggiamenti e si aprirà la porta alla gioia e al mascheramento che durerà fino a martedì 5 marzo. E quindi buon Carnevale a tutti, vi aspetto. Parliamo adesso di calcio perché domani è già campionato in Serie B dove torneranno in campo sia il Cosenza che il Crotone. I silani ospiteranno il Carpi alle 21 al San Vito Marulla, mentre a Lezio Scida sarà di scena sempre allo stesso orario alle 21 il Palermo. In Serie C invece vincono Catanzaro e Rende, pari della Vibonese delude la Regina, penalizzata anche in serata di 6 punti, lo ha deciso il Tribunale federale. È un Cosenza dal grande cuore, e non solo, che raccoglie finalmente quanto seminato in un girone d'andata caratterizzato da tante occasioni perse. Il cammino dei lupi, dal ritorno in campo dopo la sosta, ha un ritmo decisamente più alto rispetto a quello tenuto in avvio di campionato. Certo, pesava sul rendimento dei rossoblù il nulla di fatto con il Verona, ma anche i punti persi in quella zona che una volta si chiamava Cesarini, che per il Cosenza è stata favorevole per la prima volta proprio a Carpi, prossimo avversario al Marulla, quando Baez disegnò la traiettoria giusta per limitare i danni in una gara dominata ma in salita dopo il gol di Pasciuti. Non ingannino 9 punti di distanza tra le due squadre, è comunque una sfida a salvezza che i lupi vogliono vincere con l'aiuto del proprio pubblico. Come a Perugia, il tecnico Braglia non avrà molta scelta, ma se al Curi mancava materia prima per l'attacco, contro la formazione di Castori sarà la difesa il reparto più critico. Il rientro di Baez e Tutino dalla squalifica offre soluzioni in avanti, lo stop inflitto a Dermacu influenzerà le strategie tattiche della squadra. Dalla capolista alla seconda in classifica, il Crotone contro il Palermo giocherà una gara che in genere si definisce testa-coda, un altro esempio di come sia dura la realtà dei rossoblù rispetto alle aspettative di inizio stagione, che volevano Cordaz e compagni in corsa per qualcosa di importante, insieme alle squadre che oggi sono ai vertici della classifica. I passi avanti compiuti negli scorsi turni di campionato, le belle prestazioni con Foggia e Verona sono state offuscate dalle 2 sconfitte consecutive, diverse e forse non del tutto meritate, ma pesanti ai fini della classifica di un morale soggetto ad alti e bassi. L'espulsione di Mashak, ripudiato dal tecnico, è l'emblema di un'annata finora quasi del tutto negativa, caratterizzata da scelte non sempre felici e produttive. In Serie C la Juve Stabia fa la voce grossa contro la Regina, la capolista spreca un rigore con Paponi e poi vince nel finale grazie alla rete di Germoni, infliggendo la seconda battuta d'arresto agli Amaranto, delusi e in silenzio stampa. E mentre il Trapani frena, il Catanzaro continua la sua marcia spedita. Non è stato facile avere ragione di un Monopoli solido e collaudato. Dopo un primo tempo non proprio spettacolare, la rete di Signorini sugli sviluppi di un corner battuto da Giannone ha sbloccato la gara e regalato il successo che vale il terzo posto solitario ai giallorossi. Torna a successo il Rende. Nel silenzio del Lorenson, per la seconda volta a porte chiuse, i biancorossi di Modesto hanno vinto contro la Virtus Francavilla guidata dall'ex Bruno Trocini. In vantaggio ai padroni di casa grazie al gol di Rossini, implacabile sotto porta. Pareggio immediato dei pugliesi con Marino, bravo a staccare di testa e a battere Borsellini. Nella ripresa ha avuto la meglio la voglia di vincere del Rende. Azione insistita, quella del nuovo vantaggio, siglato da Borello, e gran gol sul calcio di punizione di Franco per il 3-1 definitivo. Non è bastato alla Vibonese giocare
lasciare in superiorità numerica gran parte della gara contro la Casertana. L'espulsione di Vacca al 35esimo del primo tempo ha lasciato i falchetti in 10. La rovesciata vincente di Camilleri nella ripresa aveva fatto ben sperare, ma nel finale, su torre di Pascali, Mancino è riuscito a girare a rete, battendo Zaccagno per la rete dell'1-1 definitivo. E a proposito di Cosenza Calcio, è stato sottoposto ad intervento chirurgico il capitano Angelo Corsi per il trattamento della lesione legamentosa al ginocchio destro riportata proprio durante la gara fra Cosenza e Cremonese. L'intervento eseguito presso il centro chirurgico toscano di Arezzo dal professor Giuliano Cerulli è perfettamente riuscito. Adesso l'atleta sarà dimesso nella giornata di domani e rientrerà a Cosenza per iniziare il periodo di riabilitazione. Al capitano vanno gli auguri di pronta guarigione. Intanto il Cosenza ha fatto incetta di premi nei mesi scorsi, insigniti a detto stampa direttore sportivo, tecnico e calciatori, mentre oggi a Coverciano è stato premiato il preparatore atletico Vincenti. Che il 2018 sia stato un anno strepitoso per il Cosenza lo testimonia non solo la vittoria dei play-off e il ritorno dopo 15 anni in cadetteria, ma anche la sfilza di premi conquistati dalla società rossoblù. Targhe e celebrazioni nella serata degli Italian Sport Award, il gran galà del calcio con i lupi che hanno fatto incetta di premi. Miglior direttore sportivo a Stefano Trinchera, miglior allenatore a Piero Braia, miglior calciatore a Gennaro Tutino, miglior calciatore rivelazione a Mirko Bruccini e miglior addetto stampa il collega Gianluca Pasqua. A questi protagonisti già insigniti nei mesi scorsi si aggiunge il prestigioso riconoscimento per Luigi Pincente, premiato con il cronometro di bronzo alla cerimonia che si è tenuta proprio questa mattina presso l'auditorium del centro tecnico di Coverciano. Luigi Pincente, giovane preparatore del Cosenza Calcio, è stato votato dai colleghi per il prezioso lavoro svolto nella stagione 2017-2018, quella della promozione in Serie B dei Lupi, ed è stato premiato come miglior preparatore atletico della Lega Pro. Premi prestigiosi che inorgogliscono il lavoro duro e la professionalità che evidentemente alle nostre latitudini ci sono e portano in alto i colori della nostra terra. E adesso vediamo le previsioni del tempo. È in allontanamento la struttura depressionaria alimentata da aria molto fredda di origine artica, con conseguente graduale cessazione dei fenomeni. Assisteremo tuttavia ad un ulteriore impulso di aria fredda e moderatamente instabile in retrogressione dai Balcani. Al suo seguito avremo un netto miglioramento a partire dalla giornata di martedì. Domani condizioni cielo sereno ovunque, con poche nuvole confinate solo sui rilievi nel corso del pomeriggio. Temperatura in graduale aumento, specie nei valori massimi. Passiamo allo stato di mari e venti. Domani venti tra deboli e moderati nord-occidentali sul Tirreno con mare poco mosso. Sullo Ionio avremo ancora ventilazione moderata dai quadranti settentrionali con mare mosso, molto mosso il settore crotonese. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.